Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata, dove sull'onda dell'energia, dell'entusiasmo e del pizzico di stramberia che da tempo ci contraddistinguono, avrete modo di ripercorrere parte del nostro cammino e della nostra storia e di festeggiare con noi l'ambito traguardo che abbiamo raggiunto. 4 sezioni. I soprani. Alessia, Anna, Chiara, Elena, Lisa, Sara e Serenella. I contralti. Antonella, Chiara, Martina, Nicla, Sabine, Silvia e Tatiana. I tenori. Cristian, Dario, Franco, Gabriele, Marco e Matteo. I bassi. Alessandro, Davis, Francesco, Gianmarco, Michele e Roberto. 3 musicisti. Andrea Mazzer, il nostro capocoro. Giovanni Tonon, il nostro pigiatasti. Alberto Mazzer, il nostro macina tempo. Per un totale di 7, come le note musicali, come i giorni della settimana, come le meraviglie del mondo, come i colori dell'arcobaleno, come i vizi e le virtù. Come i 7 nani, come i 7 doni dello Spirito Santo, però si fa tardi, ecco. Ok. O più semplicemente come le 7 candeline che abbiamo spento da poco per il nostro compleanno. E ovviamente come il titolo che abbiamo deciso di dare al grande regalo che ci siamo fatti, il nostro primo CD, in cui si fondono le voci cariche di volontà, entusiasmo, sacrifici e allegria che sono la nostra identità. Eccoci, siamo gli sconcertati. Forse nessuno di noi si immaginava che nel 2011, proprio qui a Vittorio Veneto, ci saremmo trovati ad esordire come gruppo corale davanti a un vero pubblico che a fine concerto ci ha applaudito e non ci ha ricoperto di fischi, di pomodori, di uova e di nient'altro di quel genere. Da quel giorno è stato un crescendo di esibizioni, trasferte, prove impegnative per migliorare i brani già studiati ed impararne di nuovi, emozioni e gratificazioni sempre maggiori. Sia chiaro, abbiamo avuto anche momenti di fatica e di delusione, ma per fortuna c'è la musica che unisce, appassiona, diverte e commuove. Per citare un cantautore che io amo molto, Mas Gazzè, salvarti sull'orlo del precipizio, quello che la musica può fare. E io, che amo Paolo Conte, lo cito e dico: la vera musica frequenta l'anima. La vera musica ti sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere. La vera musica frequenta l'anima col buio inutile e non si sa perché. Abbiamo collezionato tanti concerti, ma anche accompagnato matrimoni, commemorazioni, diversi eventi di beneficenza, serate estive al chiaro di luna, cene aziendali, passeggiate in mezzo al bosco, momenti di celebrazione per il Natale e persino tributi ai Beatles e a Fabrizio De André, insieme a grandi orchestre. La nostra ricetta vincente è sempre stata questa: cercare di emozionare la gente con l'arcobaleno delle nostre voci e dei nostri sorrisi, col nostro sentirci tasselli sonori di un mosaico sempre nuovo. Partiamo dai nostri esordi. Prego, Nicla. Quando ad accompagnarci al piano c'era Andrea Mazzer. Quello lì. E il nostro direttore era il maestro Giorgio Susana. E noi cantavamo così. Minutes, 500
525,600 minutes, 525,000 journeys to play, 525,600 minutes. How do you measure the life of the woman or the man? In truth that she loved, in times that he cried, in bridges his birth, the way that she died. It's time now to sing out till the story never ends. Let's celebrate, remember the him in the life of friends. Remember that love. Remember that love. Remember that love. Measuring love. Seasons of love. Seasons of love. Poi i ruoli sono cambiati. Alla direzione è passato il maestro Andrea Mazzer. A suonare per noi è arrivato un nuovo amico che grazie alla sua simpatia e al suo spirito scanzonato si è inserito senza problemi nella nostra combriccola ed è qui con noi questa sera a festeggiare. Lo invitiamo pertanto a salire sul palco. Marco Simeoni. È una storia, sai, vera più che mai. Solo amici e poi uno dice un noi e tutto cambia già. È una realtà che spaventa un po', una poesia piena di perché e di verità.
porta via come la marea la felicità. Ti riporta via come la marea la felicità. Ecco, poi con il tempo ci siamo evoluti e abbiamo chiamato un altro amico che ora è diventato parte integrante degli Sconcertati. Voi dategli qualsiasi cosa, ma davvero, un tavolino, un comodino, un qualcosa, e saprà renderlo strumento per scandire il tempo. Noi lo abbiamo appunto soprannominato Macina Tempo e lui è Alberto Mazzer. Ho detto che ci siamo evoluti, ma come ci ricorda Francesco Gabbani, l'evoluzione a volte inciampa. E forse capirete adesso perché.
one more. Should I bring him down? Should I scream and shout? Should I speak out loud? Let my feelings out. I never thought I'd come to this. What's it all about? No more talk of darkness. Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words be warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Love me every waking moment. Turn my head with talk of summertime. Say you need me with you now and always. Promise me that all you say is true. That's all I ask of. Let me be your shelter. Let me be your light. You are safe, no one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom, a world with no more night, and you always beside me, to hold me and to hide me. Say you share with me one love, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you need me with you here beside you. Say you love me, No, I do. love me, that's all I ask of. Say you share with me one love, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you need me with you here beside you. Anywhere you go, let me go too. Love me, that's all I ask from you. È giunto il momento di presentare l'ultimo arrivato del nostro coro. Avevamo bisogno di abbassare la media degli anni e quindi abbiamo pensato di arruolare addirittura un minorenne, che proprio con noi ha festeggiato qualche mese fa il suo 18° compleanno. È diventato la nostra mascotte, ma anche un punto di riferimento, grazie all'impegno, alla serietà e all'umiltà che lo caratterizzano. Ecco a voi Giovanni Tonò. Bene, adesso che l'equipaggio è al completo, possiamo volare in Africa.
Grazie mille a tutti. Siete, non si dovrebbe dire, ma siete proprio belli da vedere. Da qui fate un certo effetto. Chi ci conosce sa che ci piacciono molto i Queen e il prossimo brano non ha bisogno di nessuna presentazione. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. It was an easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama, just kill the man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Oh, Mama, life has just begun. But now I'm gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. My time has come, send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go.
adesso torniamo per un attimo in Italia con una canzone di Elisa che è stata arrangiata per noi dal nostro maestro Andrea Mazzer. Forse non sai quel che darei perché tu sia felice. Piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose. Vorrei rinascere per te e ricominciare insieme come se non sentissi più dolore. Poi tessuto sogni di cristallo, troppo coraggiosi e fragili per morire adesso solo per un rimpianto. E ci sarà dentro te al di là dell'orizzonte una poesia. Ci sarà dentro te al di là dell'orizzonte una poesia. Perdona e dimenticherai per quanto possa fare male, in fondo sai che sei ancora qui. Dare tutto e dare tanto e quanto il tempo in cui il tuo segno rimarrà. Questo nodo non scioglie il sole come sa fare con la neve. Ci sarà
Conta su di me quando non sei forte. Ti aiuterò ad andare avanti. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno su cui contare. Lean on me. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please, Please, swallow your pride. right, If I have been, you need to borrow. for no one can feel those of your need that you won't let show. Just lean on me. Call on me, brother, when you need a hand. We don't need Somebody to lean on. Just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. There is a load you have to bear, and you can carry right on the road. I share your love If you just call me, I'm calling. if you need a friend. Call me. If you need a friend, When you need a friend. When you need a friend. call me, call me. You, it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on, lean on, lean on me. lean on me. When you need a friend, lean on me. Lean on me. When you need a friend, lean on me. Lean on me. I'm gonna need Somebody to lean on, somebody to lean. somebody to lean on. Yeah. L'appuntamento era sempre lo stesso, ore 14, chiesa della Mattarella a Cappella Maggiore. C'era chi arrivava diretto da lavoro, chi consumava un pranzo al volo, chi faceva i salti mortali pur di esserci. Quel luogo è stato per noi come un piccolo scrigno, una cornice suggestiva ed accogliente per la realizzazione del nostro progetto. Ma soprattutto, la chiesa della Mattarella è diventata la nostra seconda casa durante lo scorso ottobre. Vuoi perché ci abbiamo trascorso pomeriggi interi ogni weekend, e vuoi perché appena entrati ciascuno indossava
comode pantofole o calzini antiscivolo. Sì, perché abbiamo registrato a piedi scalzi e trattenendo il fiato e le tante emozioni, per paura che ogni più piccolo rumore vanificasse ore di duro lavoro. Non lo neghiamo, la realizzazione di questo CD non è stata una passeggiata. Non tutto è andato dritto. Gli incidenti di percorso non sono mancati, ma del resto l'acqua fresca di sorgente si trova in cima alla salita. Parole sante. Noi comunque un modo per ridere e far festa lo troviamo sempre. E così, non appena il maestro ci scioglieva le righe, per una breve pausa correvamo fuori a sgranchirci le gambe, a godere di un clima ancora mite, a bere infusi, a mangiare biscotti, fette di torta gentilmente preparati da qualche corista o consorte di corista. Alla fine, appena abbiamo stretto quella confezione rettangolare tra le mani, ancora avvolta nel cellophane, tutta la fatica, la concentrazione e l'impegno profusi hanno lasciato il posto ad una pioggia di gioia e di soddisfazione. In realtà questo CD lo avete voluto voi prima di noi. Già 2 anni fa qualche persona, dopo aver assistito ad un concerto, ci chiedeva: ma perché non fate un CD? Già, perché non facciamo un CD? Questa domanda ci è ronzata nelle orecchie per diversi mesi, fino a quando abbiamo capito che era il momento di trasformarla in un progetto concreto. Trovare il luogo, Fatto, stabilire un calendario per le registrazioni, fatto, organizzare un team che curi testi e grafica, fatto, cercare gli sponsor. fatto. E che titolo diamo al CD? Ah beh, per questo facciamo un doodle. E qui dobbiamo aprire una parentesi e spiegarvi che un nostro corista, che è molto ferrato in informatica, è molto affezionato a questi doodle, che sono una diavoleria della tecnologia moderna molto utili per pianificare eventi attraverso sondaggi tra i partecipanti. E così abbiamo raccolto le varie proposte e abbiamo votato. Di solito questo povero corista non viene quasi mai considerato da nessuno di quelli come me, che non sanno neanche mettono i gomiti sulla tastiera del computer, ma insomma... La lista delle cose da fare quando si affronta un progetto del genere sarebbe ancora molto lunga, ma si parte, si comincia a registrare. Ed eccoci in mezzo a microfoni, cavi, computer, pannelli, cuffie, disposti come soldatini, immobili e impettiti. Cavoli, a guardarci da fuori sembriamo quasi delle persone serie. Ho detto quasi. E così, tassello dopo tassello, siamo arrivati fin qui, a una serata dove presentiamo ufficialmente il CD a tutti, con la speranza che vi possa piacere. Jesus Christ, who are you who take a sacrifice? Jesus Christ, who are you who take a sacrifice? Jesus Christ, superstar.
changes everything, and our faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make a summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in this world will ever be the same. Off into the world we go, planning future, shaping it. Love bursts in and suddenly all our wisdom disappears. Love makes rules of everyone, all the rules we make are broken. Yes, love changes everyone, live or perish in its way. Love will never let you be the same. In sleep he said to me, in dreams he came, that voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find the phantom of the opera is there. The phantom is there inside my mind. Sing once again with me our strength to end. My power over you grows strong again. And though you turn from me to grace behind, the phantom of the opera is there. The phantom is there inside your mind. E adesso, come fossimo a Sanremo, vi presentiamo un inedito, perché dopo il CD non ci siamo seduti sugli allori, stiamo continuando a studiare, a preparare cose nuove e questa sera abbiamo voluto farvi questo regalo, come si dice in questi casi, buona alla prima. Di Ruggeri Schiavone, con l'arrangiamento inedito di Borsoi Mazzer e in prima assoluta, Quello che le donne non dicono. cantano gli Sconcertati. Do
vento, ma noi no. E se ci confondiamo un po', è per la voglia di capire chi riesce a parlare. Ancora con noi siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma che tracce ancora qui. Nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, ti diremo un altro sì. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, dammici puoi trovare qui. Nelle nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo un altro sì. Ecco, vi chiediamo di prolungare questo applauso perché il Borsoi che avete sentito prima è in realtà il nostro corista e anche il nuovo presidente Marco. Che ha curato interamente questo arrangiamento per noi insieme al nostro maestro Andrea Mazzer. Siamo arrivati all'ultima canzone. Riflettendoci bene, il filo conduttore di tutta questa nostra storia è la passione per la musica, il piacere di stare insieme, l'amicizia che ci lega, la gioia e l'amore per il canto. Perché nella vita è importante avere sempre qualcosa e qualcuno da amare. Somebody to love. Somebody to love. Each morning I cannot believe it, can barely stand on my feet. Take your look in the mirror, cry, Lord, what you done to me. I spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, anybody find me somebody to love. I work hard every day of my life. I will the ache in my bones. At the end of the day, I take home my own, my own. I get down on my knees and I start to pray till tears run from my eyes. Lord, somebody, ooh, somebody, anybody find me Somebody to love. Every day, and I try, and I try, and I try, but everybody wants to put me down. They say I'm gonna crazy.
keep losing my beat. I'm okay, I'm alright. I'm just gonna face the defeat. I just wanna get out of this prison cell. Someday I'm gonna be free. Lord. Find me somebody to love. 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 Love, love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Somebody, 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 somebody. somebody. Find me somebody to love. Anybody find me. Somebody to love. Find me 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 Somebody to love. Anybody anymore? Anybody, somebody to love. Stasera ce l'avevamo quasi fatta essere al completo, ma purtroppo una di noi ha un po' di influenza, però vorrei chiamarla qui a prendersi almeno l'ultimo applauso. Chiara Martorelli. Siamo arrivati ai ringraziamenti. Non sono previsti stasera. Non ci sono perché c'è una buona motivazione. C'è sotto una buona motivazione che ci induce a non farvi dei bis. Allora, per questa serata sono stati compiuti degli sforzi. Sforzi dei testi, sforzi di chi ha preparato i filmati, sforzi delle persone che oggi dalle 2 del pomeriggio erano qui e probabilmente non ci ricorderemo proprio tutti. Andrea che ci ha fatto le luci, Max che è venuto qui per aiutarci coi suoni, tutti coloro che ci hanno aiutato qui, siete stati fantastici e vi ringraziamo. Ma ringraziamo innanzitutto le nostre famiglie, perché da sempre condividono con noi questa entusiasmante avventura e accettano con generosità le nostre molteplici assenze. Grazie a chi ha creduto in noi, il maestro Giorgio Susanna, e alle dita sul piano di Marco Simeoni, che faranno sempre parte del nostro gruppo. Grazie ad Alberto Mazzer e Matteo Tempini per la professionalità ed il lavoro svolto per realizzare il CD, e non solo. E ringraziamo anche chi ci ha fotografati con occhio sensibile,
Franco Bonato e Massimo Talamini. Grazie Andrea per essere il nostro capocoro e per guidarci con dedizione e pazienza. Grazie Giovanni perché ci dai sicurezza ad ogni esecuzione. E grazie al nostro primo presidente, Franz, per quanto si è prodigato in questi anni per la nostra associazione. Io voglio ringraziare Nicla e Franco che oltre ad averci intrattenuto questa sera hanno anche scritto tutti i testi. Quindi... È colpa di Nicla. Ah, tocca a me, scusate. Ringraziamo Don Gigi per averci concesso questa sala come teatro della nostra serata. E anche ringraziamo Don Riccardo per l'incantevole cornice della chiesa della Mattarella. Gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del CD: Banca Prealpi, che ci sostiene fin dalla nascita dell'associazione, Italiana Assicurazioni, Poletto Piante ed Erisimo, che è stato anche sponsor tecnico di questa serata. E poi ringraziamo il Comune di Vittorio Veneto per il patrocinio concesso e la Scuola di Musica Corelli, che da qualche mese ci ospita per le nostre prove. E poi grazie veramente a tutti voi che siete così calorosi e ci avete allietato ulteriormente, ci avete riempito di energia. Grazie. E adesso vi invitiamo appunto a scendere di sotto perché c'è per voi un lauto rinfresco e per festeggiare ovviamente con... Dovrebbe bastare per tutti, sì. E attenzione perché uscendo troverete un banchetto con i nostri CD e una cassetta e sono sicuro che saprete come usarla. Buona continuazione di serata, buona festa.
Christmas.